consorzio DOC Venezia con il CREA e con Veneto di Cultura ha presentato un libro sull'eredità della Serenissima sull'area DOC Piave, un'area molto importante che oltre a esprimere il Trocai, esprime ovviamente per esempio il Raboso, esprime per esempio dei vini di grande importanza con il marchio Venezia. Ecco, quanto è importante Venezia da vendere sul piano internazionale? Beh, è un grande brand, è un grande biglietto da visita, soprattutto vendere Venezia vuol dire vendere Repubblica Veneta, vendere la Serenissima, vendere comunque tutto il comparto dei vini del Veneto. Non c'è parte del Veneto che non sia stata lambita dalla Repubblica Veneta, non solo i leoni alati ma anche molti manufatti, le stesse lavorazioni, la stessa volontà di allevare le viti, perché ricordiamo che il Prosecco nasce da una volontà, anzi meglio la viticoltura trevigiana nasce da un decreto proprio del Doge, e la scuola enologica nasce sempre da una presa di posizione del Doge e della Serenissima, quindi Venezia dappertutto. Quindi il Veneto sull'agroalimentare ancora di più investirà e si impegnerà? Sì, beh, quello che stiamo facendo, prova ne sia che abbiamo questa mostra che è la prima al mondo, 150.000 visitatori, ma soprattutto 140 paesi che espongono. Avete coordinato questo libro secondo quale filosofia? Ma sostanzialmente il libro presenta un territorio molto importante per la vinicoltura veneta, il quale ha la peculiarità non solo di produrre vini di eccellenza, ma anche di avere una storia molto importante perché è legata alla Repubblica di Venezia ed è legata anche al progresso scientifico del vino e della vite. Quindi abbiamo voluto fare questa pubblicazione che in qualche modo raccoglie e sintetizza 20 anni di esperienze che abbiamo fatto di ricerca nel territorio, ma nello stesso tempo presenta anche ai non addetti ai lavori quelle che sono le eccellenze di questo DOC Venezia, e lo fa in un modo accattivante, anche corredato con un apparato iconografico di una certa qualità. Allora un libro per guardare al futuro, non per guardare al passato. No, per guardare assolutamente al futuro, imparando la nostra storia e la nostra identità per sapere dove andare in un territorio ad alta vocazione viticola e dove ci sono imprese che investono, che hanno voglia di esplorare i mercati e partendo da una base storica molto prestigiosa come quella della Serenissima. Il Veneto è tutto zonato, questa zona in particolare che cosa può dire e che cosa può dare? L'aver fatto questa donazione, aver detto che il territorio è molto particolare, che il territorio ha caratteristiche ancora sconosciute, che ci sono argille che sono veramente il frutto di antichissime alluvioni o di zone con contenuti calcarei molto particolari, vuol dire intanto fare un'analisi topologica della qualità, dire lì faccio Tokai, lì faccio Raboso, lì piuttosto metto Merlot e quindi indirizzo meglio la produzione delle varietà nei luoghi adatti, ma secondo ha dato ai produttori lo strumento per identificarsi finalmente in un terreno, in un suolo, in un fatto fisico, ma anche un elemento di comunicazione sul consumatore.